E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, poiché l'allarme fascismo non ha funzionato e mostra palesemente, come dire, di essere una lievissima presa per i fondelli anacronistica, poiché l'allarme genocidio, ahimè, è stato tacitato da quell'orco e da quel puzzone di Donald Trump che ha ottenuto la pace in Medio Oriente, poiché l'allarme sulla libertà di stampa suonava anch'esso lievemente inverosimile, se gridato da coloro che mandano quotidianamente in pagina giornali e girano quotidianamente talk legittimamente contro il governo di centrodestra, loro signori si inventano l'allarme banche. Sono tutti molto in ansia nella bolla mainstream, soprattutto diciamo quelli che una volta si chiamavano compagni, probabilmente hanno cambiato compagnie, diciamo bazzicano più i finanzieri della classe operaia, questo ce ne eravamo accorti da un po', ma il nuovo scandalo è, diciamo, il contributo previsto dalle banche per la manovra. Allora, su questo vi leggiamo solo 2 virgolettati della Premier Giorgia Meloni e del ministro Matteo Salvini, che fa di questa battaglia un asse qualificante della politica della Lega, e poi facciamo 2 considerazioni. Meloni: occorrono risorse da chi ha avuto grandi benefici dalla nostra politica, non dal mercato, nota bene, non dal mercato. Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare. Ho spiegato che per mantenere i conti in ordine occorrono delle risorse, le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha avuto dei grandi benefici. Matteo Salvini: non c'è accanimento nei confronti delle banche, mi limito a leggere i bilanci. Le banche hanno fatto 112 miliardi di euro di utili, una parte di questi coperti da garanzie dello Stato, per cui se va bene si va in utile, se va male c'è lo Stato. Chiederò che sul piano casa una parte dei fondi arrivi con gioia ed entusiasmo da un sistema che sta facendo margini importanti. Cioè, qual è l'elefante nella stanza, direbbe Bersani? La gigantesca ipocrisia di lor signori, che è descritta, devo dire, perfettamente dai 2 virgolettati dei 2 leader. Non c'è nessuna aggressione a nessuna ricchezza accumulata per nessun merito di mercato. Se fosse così, fatto da un governo di centrodestra, sarebbe una bestemmia e noi saremmo i primi a essere, scusate la ripetizione, in prima linea incazzati. Ma non è così. In un momento che non riepiloghiamo perché lo sa chiunque, di estrema criticità internazionale, in un momento in cui i paesi ex paesoni europei, Francia e Germania in testa, vedono le loro economie traballare, se non franare, come il caso di molte filiere industriali del continente, in questo momento il ragionamento di Meloni, di Salvini in primis, che sta facendo la battaglia della Lega, è: quello che ahimè serve non lo si prende dall'economia reale, non lo si prende dalle imprese, non lo si prende dal lavoro, lo si prende da un segmento atipico che ha fatto mega profitti atipici perché figli o di decisioni di organi diciamo dirigisti politico-tecnocratici, cioè l'innalzamento dei tassi di interesse, per esempio, della BCE, che a cascata ha generato mega profitti per le banche, o appunto da condizioni come il rating migliorato, l'attrattiva internazionale dell'Italia migliorato, direttamente riconducibili alla politica, non certo all'iniziativa di loro signori. Allora li si prende lì, perché esiste una differenza, e questa sì che è una cosa di centrodestra, liberale, conservatrice, chiamatela come volete, esiste sì una differenza tra la produzione reale, l'economia reale, il lavoro e l'impresa reali, che combattono nella trincea quotidiana appunto della realtà, e bolle di settori particolari, bolle finanziarie che appunto usufruiscono non di dinamiche di mercato, bolle come quella bancaria. Esiste, e in questo momento, senza nessun accanimento, come dice Salvini, non si va certo a prendere dalla realtà di chi lavora e produce. Capiamo che il mainstream era abituato a questo quando governava il PD. No, se c'è qualcosa da prendere, non come dire espropri, qualcosa lo si prende nelle bolle privilegiate.
Grazie a tutti, a domattina.